Territori spopolati, comunità che si rinsaldano, solitudini da affrontare è l'immagine della vita delle parrocchie dell'ambito di Santa Margherita Ligure emersa nel corso del dibattito organizzato per la visita pastorale. La Giunta ha approvato il progetto definitivo per la ricostruzione del porto di Santa Margherita Ligure. Mercoledì sarà firmato il decreto per lo stanziamento dei fondi. Il Comune sarà nominato ente attuatore. Il ruolo delle competenze trasversali nel mondo del lavoro. I giovani studenti impegnati a redigere un progetto che sottoporranno alla Regione venerdì prossimo a Chiavari. La confessione è il passaggio da miseria a misericordia. Così il Papa nella 24 ore per il Signore. Francesco ha confessato 11 fedeli provenienti da Vietnam, Italia, Polonia e Colombia. Un atleta vale sempre più del risultato, così Don Alessio Albertini questa mattina a Chiavari per il convegno organizzato dal Comitato Locale del CSI, premiati i campioni del territorio. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura andiamo a Santa Margherita Ligure dove è in corso la visita pastorale e ieri sera c'è stato un momento particolare, un incontro, un confronto con il Monsignor Alberto Tanasini e la città sui temi che riguardano proprio le comunità che sta visitando, Santa Margherita, San Michele di Pagana e Portofino. Il momento è stato inedito, un incontro pubblico aperto a tutta la popolazione che è stato preceduto da un'analisi di tipo sociale e demografico e dalla presentazione delle attività delle parrocchie. Sono state inoltre proposte alcune interviste realizzate in tutte le comunità dell'ambito dedicate al rapporto con la fede. Le conclusioni sono state tracciate dal nostro vescovo. Sentiamo. Santa Margherita Ligure negli ultimi 10 anni ha perso 100 abitanti all'anno, Portofino 10. È il dato proposto da Francesco Gastaldi, professore di urbanistica a Venezia, nel corso della serata di confronto organizzata dalle parrocchie nell'ambito della visita pastorale di Monsignor Tanasini. Una crisi demografica forse anche poco dibattuta e poco approfondita dal punto di vista anche poi delle politiche, degli interventi che potrebbero sostenere o mettere in atto dei processi di rilancio. Paesi che si spopolano e diversi fronti aperti, il lavoro che si stagionalizza e le abitazioni che mancano perché inserite in un circuito di affitti che lascia poco spazio alla residenzialità. In questo territorio vivono le 7 parrocchie dell'ambito pastorale, la cui vita è stata descritta nel corso della serata e di qui è scaturito il dibattito. Il fatto di essere pochi aiuta a stringere legami. Mi sembra che questo sia un aspetto che ci aiuta a capire che appunto la fede può entrare in rapporto e può giudicare, può aiutare qualunque circostanza. Il compito di ognuno è proprio scoprire che questo è possibile. Un tema senz'altro da affrontare è però la solitudine. Tante persone, anche fermate semplicemente per strada, nelle interviste realizzate per preparare la serata, hanno però detto di credere in Dio. Ognuno porta in sé un senso di Dio e un qualche legame con Dio, ecco. E io come prete mi sentivo richiamato, forse in generale come parrocchie, siamo forse chiamati in fondo a essere un po' a servizio di questo, no? Nelle comunità c'è sempre il desiderio di vivere la vita buona del Vangelo. Mi sembra che nella città ci sia un po' questo clima che io ho vissuto in quegli anni là di rinnovamento, che ci sia di nuovo questa passione in tanta gente di voglia proprio di crescere nella fede. Da parte di Monsignor Tanasini una osservazione a fine serata. C'è un senso diffuso di Dio, ha detto il pastore della diocesi, che però talvolta è evanescente. Dio però ha un volto preciso, si è incarnato, non crea distanze ma avvicina. Io vorrei davvero che fossimo in grado di dare questo annuncio, che non è un'intenzione di proselitismo. Papa Francesco ci dice di diffondere la gioia del Vangelo. Ma siamo capaci di diffondere la gioia del Vangelo? Anche le nostre comunità hanno questa impronta di una gioia da diffondere, perché è vissuta. Vediamo i prossimi appuntamenti della visita pastorale che prosegue oggi pomeriggio con l'incontro a Portofino con i catechisti delle 7 parrocchie dell'ambito pastorale. Seguirà un momento di incontro con i giovani delle diverse comunità. Domani mattina Monsignor Tanasini visiterà i luoghi colpiti dalla mareggiata di San Michele di Pagana a partire dalle ore 10. Alle 11 la celebrazione dell'Eucaristia nella chiesa parrocchiale. Nel pomeriggio alle 15 a Villa Durazzo la tavola rotonda sui
temi del lavoro e del turismo a 5 mesi dalla mareggiata che ha profondamente segnato la vita nel Tigullio occidentale. E a questo proposito torniamo a parlare anche dello stanziamento di 15 milioni di euro annunciato ieri dal vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi per la messa in sicurezza della diga foranea al porto di Santa Margherita Ligure, danneggiata appunto dall'evento del 29 ottobre scorso. Entro il 2020 il porto sarà ricostruito. Veniamo nei dettagli, quali saranno i prossimi passaggi. La messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure ha già un iter ben definito. Mercoledì a Genova il commissario per l'emergenza Giovanni Toti firmerà il decreto per lo stanziamento dei fondi. Il comune di Santa Margherita Ligure sarà nominato ente attuatore e verrà firmata anche una convenzione per il coordinamento dei lavori. Quindi ci sono tutte le condizioni, insieme agli ulteriori 3 milioni trovati dal Ministero dei Trasporti, per cominciare una buona metà dei lavori necessari. La seconda metà, anche per ragioni meramente di tempi di esecuzione, sarà finanziata nel 2020 in modo tale che entro la primavera dell'estate del 2020 l'intero lavoro sia stato fatto. I 3 milioni stanziati dal Ministero si aggiungono ai 4,5 già assegnati per la gestione dell'emergenza. È la prima parte dei 15 milioni promessi dal vice ministro Rixi. Li ha messi il governo perché è evidente che, come dire, noi stiamo gestendo in regime commissariale dei soldi che sono stati riconosciuti sui danni, li ha messi e lo riconosciamo, li aggiunge anche oggi con un provvedimento del ministro Rixi che verrà gestita autonomamente dal provveditorato delle opere pubbliche. Intanto in giunta l'amministrazione di Santa Margherita Ligure ha approvato il progetto definitivo che a breve sarà discusso in conferenza dei servizi. Secondo il sindaco, il comune avrà in mano già entro settembre il piano esecutivo e l'affidamento dei lavori della prima tranche finanziata. Questo è un progetto che è adeguato per poter rispondere positivamente ai eventi calamitosi della dimensione della mareggiata di ottobre. Pertanto è molto potenziato nella capacità, di contenimento della forza della natura, anche se in realtà ambientalmente ha un'incidenza minima. Non viene rialzata né la scogliera né la massicciata, non viene prolungato il porto, ma semplicemente la massicciata viene potenziata come tipologia di massi, come struttura e con un pennello di incremento nella zona di punta per poter rispondere positivamente anche alle aggressioni del vento che arrivasse da Scirocco. Un deposito di materiale edile è andato quasi completamente distrutto dalle fiamme divampate nella serata di ieri in salita Costa Fredda a Genova. Sul posto i vigili del fuoco della stazione di Genova Est. L'incendio è partito da alcune tavole in legno e si è propagato insieme al materiale plastico e alla vernice stoccati nel locale. Il rogo è stato messo sotto controllo in breve tempo senza bisogno di usare liquido schiumogeno. Al termine della bonifica è stata messa in sicurezza l'intera area. Stiamo vedendo alcune foto. Dona 210 euro pensando di aiutare una famiglia bisognosa, scoprendo in seguito di essere stata truffata. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato un 56enne e la consorte di 50 anni. Su Facebook l'uomo si era qualificato come appartenente alle forze di polizia ed era riuscito a farsi accreditare la somma su una carta PostePay intestata alla moglie, vittima una donna di Casarza Ligure. Per il secondo anno consecutivo l'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi di Chiavari promuove insieme ad una equipe il convegno Giovani e Lavoro. L'evento è stato organizzato in collaborazione con gli studenti di alcuni istituti scolastici superiori, realtà imprenditoriali e di formazione del territorio. Il frutto di questo percorso sfocerà in un progetto che i ragazzi illustreranno venerdì prossimo all'Auditorium San Francesco di Chiavari dinanzi agli amministratori regionali. Su che cosa hanno lavorato e stanno arrivando a definire il loro intervento i ragazzi? Ma devo dire che quest'anno abbiamo valutato la persona che lavora non soltanto o che sta per lavorare, non soltanto con le sue competenze tecniche, ma quanto di più su quello che significa essere uomo, individuo, cittadino oggi anche nell'ambito del lavoro. Quindi, e qui devo dire con lo spunto che abbiamo ottenuto dal corpo docenti, esistono delle raccomandazioni a livello europeo dove vengono valorizzate le risorse umane della persona e allora è importante che la scuola dia un indirizzo formativo
anche a quelle che abbiamo chiamato brevemente, per sintesi, competenze trasversali, cioè le competenze che riguardano a 360 gradi la persona, l'individuo. Partendo da questo aspetto, gli studenti hanno definito anche una proposta per le istituzioni. Di che tipo? I ragazzi hanno fatto una cosa molto carina, hanno parlato con uno studio legale che si occupa di lavoro, quindi un gius lavorista come si dice, e lo hanno indirizzato a vedere quelle che possono essere le proposte operative da fare in regione affinché ci sia un aiuto, e così insieme allo studio legale sono venute fuori delle proposte che adesso non svelo e che il 5 presenteremo e sottoporremo alle istituzioni regionali che avranno il piacere di venire al convegno. Approfondiremo questi temi lunedì sera a partire dalle 21:10 su Telepace 1 nell'ambito della trasmissione Direttamente su. Ora apriamo la pagina ecclesiale, sta per avere inizio il viaggio apostolico di Papa Francesco in Marocco. Telepace seguirà in diretta tutti gli avvenimenti previsti per la giornata di oggi e di domani. Alle 14 l'arrivo all'aeroporto di Rabat per la cerimonia di accoglienza. La diretta proseguirà sino alle ore 19 per seguire tutti i momenti, tutti i primi incontri del Papa in Marocco. Un pomeriggio intenso per Francesco, che incontrerà il popolo marocchino, le autorità, il corpo diplomatico, i migranti accolti dalla Caritas diocesana. Il tutto al canale 15 di Telepace 1. E invece ieri il Papa ha dato avvio alla 24 ore per il Signore, una celebrazione penitenziale che si svolge in tutto il mondo, in un momento privilegiato per celebrare il sacramento della riconciliazione. Si concluderanno oggi pomeriggio alle 18 le celebrazioni nelle varie comunità parrocchiali. Ad aprire è stato proprio il Papa che, dopo aver proposto una breve riflessione, si è fatto lui stesso penitente. Sentiamo. Gesù e l'adultera, la misericordia e la misera è il binomio con cui Papa Francesco, presiedendo la liturgia penitenziale in San Pietro in apertura delle 24 ore per il Signore, rilegge nella sua omelia il rapporto di amore che ci lega a Dio e che ha nella confessione un passaggio chiave. Il sacramento è nelle parole del Pontefice, l'incontro di salvezza con colui che ci conosce, ci ama, ci libera, permettendoci di ripartire rinfrancati. Lì leggiamo ogni volta che siamo preziosi agli occhi di Dio. Senza Dio non si può vincere il male, solo il suo amore risolleva dentro, solo la sua tenerezza riversata nel cuore rende liberi. Se vogliamo la liberazione dal male va dato spazio al Signore che perdona e guarisce, e lo fa soprattutto attraverso il sacramento che stiamo per celebrare. La confessione è il passaggio dalla miseria alla misericordia. È la scrittura di Dio sul cuore. Lì leggiamo ogni volta che siamo preziosi agli occhi di Dio, che Egli è Padre e ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi. Ed è così che nel silenzio che avvolge la Basilica si apre quello spazio interiore necessario per l'esame di coscienza. Da qui l'inizio del rito della riconciliazione e poi le confessioni, cuore della celebrazione, momento privilegiato per lo stesso Pontefice. E Francesco il primo ad inginocchiarsi, mentre 80 padri si distribuiscono nella Basilica Vaticana, accogliendo i fedeli nei confessionali. Quindi, da penitente, Francesco si fa confessore per 11 persone provenienti da Vietnam, Italia, Polonia e Colombia, dando il via ancora nel raccoglimento all'iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che in tante chiese vede per 24 ore porte aperte all'adorazione e alla riconciliazione. E le 24 ore per il Signore si concluderanno oggi nel pomeriggio anche nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, dove da questa mattina alle 7 è stato esposto il Santissimo Sacramento e sono disponibili i sacerdoti per le confessioni. L'unica celebrazione eucaristica della mattinata è stata quella delle 9:30. Alle 18, a conclusione di questo momento penitenziale, ci sarà la messa prefestiva per la quarta di Quaresima. Per coloro che non possano recare
recarsi in cattedrale, Telepace ha offerto la possibilità di pregare da casa attraverso la diretta televisiva sul canale 218 di Telepace 4. La Giunta regionale ha aggiornato la carta dei percorsi escursionistici della Liguria inserendone 58 nuovi, tra questi c'è il comune di Santo Stefano d'Aveto. Ad oggi, spiega l'assessore Stefano Mai, i percorsi sono 651 con un aumento dell'11,3% per un totale di 4.047 km. Secondo Mai si tratta di un segnale importante per il mantenimento del territorio e per il rilancio del turismo da escursionismo. L'intesa tra Liguria, Toscana e Lazio per la realizzazione della ciclovia tirrenica è stata presentata alle amministrazioni comunali. Il primo protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra le regioni il 7 aprile 2017. Per Toscana, Regione Capofila, Liguria e Lazio sono disponibili oltre 16 milioni per il progetto di fattibilità tecnico ed economico e solo dopo parere positivo del Ministero dei Trasporti per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione di un lotto funzionale per regione. Il percorso si snoda per circa 500 km attraverso 81 comuni. Dovrà soddisfare i molti requisiti di qualità richiesti dal governo. La ciclovia tirrenica infatti si inserirà nel più ampio progetto di un'unica ciclovia nazionale. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con gli altri aggiornamenti e lo sport. Avvenire prima pagina, il fatto, lettera del Capo di Stato ai presidenti Casellati e Fico, non si può controllare il credito, i limiti dei politici, Mattarella dà un via libera con Paletti alla commissione sulle banche, congresso di Verona, politica e accuse, rubano la scena al tema famiglia, è stato all'insegna della polemica il primo giorno del congresso delle famiglie a Verona. La fotonotizia centropagina, Brexit e psicodramma, terzo no all'accordo, ma in bilico e caos, il 10 aprile vertice dell'Unione Europea. All'interno di Avvenire, in primo piano il viaggio di Papa Francesco in Marocco, un incontro di fratellanza, sarà accolto da re Mohammed IV a 34 anni dall'altro storico incontro tra Giovanni Paolo II ed Hassan II. Prima pagina del Secolo XIX, in primo piano la vicenda delle banche, dal Colle, sì condizionata alla commissione, resti nei limiti, e poi la protesta dei pescatori liguri, acciughe pagate troppo poco, pronti a lasciare ferme le barche. Verona, assalto alla 194, l'aborto e omicidio, l'ala conservatrice all'attacco della chiesa di Bergoglio. Dalla prima pagina del Levante, ci hanno sparato, colpi contro l'auto dei carabinieri, paura a Mezzanego, distrutto l'1-8, scatta l'allarme, arrivano decine di militari, poi in serata si individua il responsabile, niente armi da fuoco ma pietrate. Sempre dal Secolo XIX, attesi 1300 tifosi a Chiavari, città blindata, sostenitori toscani in massa per Albisola Pisa in Serie C, oggi al Comunale schierati oltre 50 agenti. E poi più sotto, ore di apprensione per Marco Tuvo, pompiere volontario grave dopo malore, i colleghi lo stanno vegliando. Interventi su Rupinaro, ieri mattina a Genova conferenza dei servizi, e da Lavagna il mercato giornaliero si allarga negli spazi dell'ex veranda Ostigoni. Per il Levante Sport, Novara Entella, posticipo chiave per riprendere la corsa verso la Serie B, lunedì la sfida al Piola di Novara, e poi più sotto la Ciassetta ora vede la storica promozione in prima categoria, mentre prosegue il valzer delle panchine per quanto riguarda il calcio, Del Nero ritorna a Riva, di Cuonzo addio Voghera. In riferimento al Congresso Mondiale delle Famiglie che è in corso di svolgimento a Verona, leggiamo sul sito di Avvenire l'appello al dialogo che ha pronunciato il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti. Auspico che non ci siano contrapposizioni, ha detto il Presole in una intervista. Zenti, che ha portato il saluto del Papa al Congresso, non ha voluto entrare nel merito di quello che ha definito un puzzle dei lavori e si è limitato a ribadire la posizione della Chiesa sulla famiglia secondo quanto definito in Amoris Laetitia, la sintesi del pensiero familiare di Papa Francesco. La famiglia è una sola, non esiste quella tradizionale e quella moderna, c'è la famiglia dove ci sono le due componenti, quella maschile e quella femminile, che generano vita, i figli. E poi ci sono altre forme come le unioni civili che hanno un grande valore. Non ci deve essere scontro, ma dialogo e rispetto reciproco. Andiamo ora in redazione per gli ultimi aggiornamenti di cronaca. Per noi oggi Maurizio Garreffa.
Grazie Cristina, un saluto a tutti. Ha avuto un infarto mentre era alla guida della sua automobile ed è andato a sbattere contro le strutture presenti a bordo strada ed è morto così un uomo di 65 anni questa mattina a San Salvatore di Cogorno mentre percorreva la strada che porta dal fondovalle al Monte San Giacomo. Sul posto il 118, l'ambulanza e per assistenza i vigili del fuoco di Chiavari. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. A te Cristina. Grazie, parliamo ora di sport. Campioni nella vita, il titolo dell'incontro conclusivo del ciclo organizzato quest'anno dal Comitato di Chiavari del CSI, Centro Sportivo Italiano. Relatore questa mattina la società economica, l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Alessio Albertini. L'intervista di Roberto Costa. Invitavi tutti ad andare avanti al di là dei risultati. Il risultato nello sport ci sta, perché è così, no? Però è impietoso tante volte, ma un ragazzo vale sempre di più di un risultato, è molto di più, lo dice anche il nostro inno, dentro ogni maglia c'è un'anima, cioè c'è una storia personale che deve crescere, è questo quello di cui dobbiamo soprattutto occuparci e tenerne conto. Ecco, invitavi tutti all'ottimismo, a trasmettere gioia. Non è così facile, però bisogna sempre tentarci. Noi ci occupiamo del divertimento della gente, perché lo sport è anche divertimento. E se noi non siamo i primi che hanno il sorriso, che hanno un po' di umorismo, che hanno insomma questo ottimismo di fondo, come possiamo far sì che tutto il resto diventi divertente? Ecco, questo è allora l'impegno che dobbiamo anche assumerci. Oggi gran finale. Sì, è la fine di un corso che abbiamo iniziato il 12 di gennaio, il corso si intitolava Mission Educator Coach ed era rivolto praticamente ai tecnici allenatori di calcio, di arti marziali, agli educatori della scuola, ai dirigenti del comitato e agli arbitri. E tanti premi anche agli sportivi abbiamo visto. Sì, gli sportivi del nostro territorio, appunto i campioni nella vita del CSI, non solo per risultati ma proprio per meriti sportivi. Abbiamo tenuto molto in considerazione la lealtà, i principi del fare gruppo, della squadra, dell'amicizia, cioè che sono cose che non devono mai mancare nello sport. Questa mattina a Chiavari è una giornata di musica e sport col CSI. Guarda, è un po' la mia vita, perché comunque io sono anche laureato in scienze motorie, l'altra parte del mio lavoro, oltre a quella musicale, è quella sportiva, sia sul campo con i ragazzi. Scrivendo canzoni che parlano della mia vita mi è venuto naturale metterci lo sport, perché nello sport si insegna veramente a vivere, si impara a diventare uomini attraverso tutte quelle cose che lo sport insegna. Nella quarta domenica di Quaresima le telecamere di Telepace saranno ospite nella parrocchia di San Michele di Pagana a Rapallo. Il percorso attraverso le realtà della diocesi ci riporta nel Tigullio occidentale all'interno di una delle comunità dell'ambito di comunione visitato dal Vescovo in queste settimane, affidata alle cure di un giovane parroco, Don Paolo Zanandreis. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà Monsignor Alberto Tanasini. Telepace entrerà in contatto con questa realtà, con le sue tradizioni, nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica dunque alla Santa Messa sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 11 dalla chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo su Telepace 2 al canale 85 e in differita alle 12:30 sul canale 218 di Telepace 4. La Santa Messa, lo ripetiamo, alle ore 11. Su Telepace 1 naturalmente andranno in onda tutte le celebrazioni presiedute dal Papa in occasione del suo viaggio in Marocco. A questo proposito ricordiamo un altro particolare che caratterizza questo ultimo fine settimana di marzo, ovvero da questa notte torna in vigore l'ora legale, pertanto lancette dell'orologio in avanti di un'ora, dalle 2 passeranno alle 3, si dormirà un'ora in meno ma si avrà un'ora di luce in più nella serata di domani. E questo dunque è l'ultima informazione, come vediamo anche sui siti pubblicate. E con questo è davvero tutto, grazie dell'attenzione, il nostro telegiornale ritorna questa sera alle 19:15 in diretta, l'informazione tuttavia prosegue al canale 187 di Telepace sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata e buona domenica.